Benvenuti a una nuova puntata di Primi Cittadini Turismo, una rubrica di Veneto in diretta. Oggi siamo in compagnia di Moreno Gasparini, il presidente del Parco del Delta del Po. Presidente, benvenuto. Grazie a voi e grazie all'opportunità. Un territorio assolutamente unico e straordinario tra acqua, terra e biodiversità, un territorio ricco di risorse e un territorio che ha ancora tanto da dare. Presidente, ma quali sono le strategie attuali del Parco del Delta del Po, soprattutto per guardare al futuro e per far sì che il parco diventi effettivamente una destinazione turistica sostenibile? Ma guardi, stiamo mettendo a terra un'infinità di micro piste ciclabili, oltre le due portanti che sono la Vento che è la Torino-Venezia e l'Adriatica che parte da Trieste fino a Santa Maria di Leuca, che si incrociano proprio nel Delta del Po. Ma dietro a queste stiamo costruendo tutta una rete di piste ciclabili che vanno verso i servizi, vanno verso tutto quello che è le hub per quanto riguarda la cultura, l'archeologia e tutti i servizi che servono per dare al cittadino che visita in bicicletta attraverso un turismo slow, che visita in bicicletta il Delta del Po. Presidente, il territorio del Delta è purtroppo, ahimè, un territorio fragile, è un territorio vittima dei cambiamenti climatici, vittima di un sistema di erosione che ha evidenti ripercussioni. Quali sono le azioni che il parco mette in atto, mette a terra per contenere questi fenomeni? Ma guardi, dobbiamo sapere chiaramente che il Delta del Po è mediamente 2,5 metri sotto il livello del mare. Quindi significa un lavoro quotidiano dell'essere umano che ci vive dentro il parco. Quindi cosa vuol dire? Una su tutte, lo sapete tutti, l'avete visto tutti, il Cuneo Salino. 25 chilometri dentro, che sono rientrati dentro il Po di acqua salata, quindi l'impossibilità di utilizzare l'acqua e tutto quello che è poi il ripascimento delle spiagge. Perché essendo Delta del Po abbiamo l'uscita dell'Adige e del Po sui nostri mari. I nostri mari sono natura sì, ma sono anche balneazione, sono turismo, sono indotto, sono attività produttive. Presidente, il futuro del parco passa sicuramente attraverso la sinergia dei territori. Quali sono le azioni che il parco sta attuando per creare sinergia che garantisca sviluppo? Una parola che significa tutto: consapevolezza. Oggi dobbiamo mettere a terra un sistema di reti di servizi e lavorare a quattro mani con tutti i territori. Devono gli enti, i comuni e le due regioni, che spesso ci dimentichiamo che il Delta del Po porta anche una piccola parte della regione Emilia-Romagna. Oggi più che mai stiamo lavorando attraverso il Ministero, attraverso la regione Veneto, attraverso la regione Emilia-Romagna, per tutto quello che è il sistema di reti, di piste ciclabili, di hub, di bicibarca, di tutto quello che è un sistema di offerta turistica, perché oggi più che mai sappiamo che la domanda pretende tanto, chiede molto e noi dobbiamo essere all'altezza di proporre un'offerta altrettanto allettante. Oggi possiamo definire il Parco del Delta del Po un vero e proprio laboratorio di biodiversità, di cultura e di innovazione. Quali sono le visioni e le azioni in questi ambiti per i prossimi 10 anni? Assolutamente, lei ha colto il segno perfetto di quello che è anche la visione del nostro futuro. Deve essere questo proiettato al futuro. Il lavoro che stiamo facendo con l'Università di Padova e di Venezia va su questa strada, va su questa linea, perché noi dobbiamo creare quel modello di cultura del conoscere, quella cultura della salvaguardia della biodiversità, e in questo ne esce MAB UNESCO, riserva di biosfera, ne esce una consapevolezza della biodiversità come un valore aggiunto per il turismo. Quindi una conoscenza, un lavoro a quattro mani che è fatto con più enti, non solo con i territori locali che magari tendono a pensare quello che è giusto per loro, ma pensare in grande in modo che tutti conoscano e fanno conoscere quelle che sono le peculiarità del nostro territorio. Siamo arrivati al termine. Presidente, un'ultima domanda. I residenti, i cittadini di questo territorio sono pronti al cambiamento? Adesso sì. Abbiamo lavorato, dobbiamo capire e sapere che l'ente parco come struttura fisica c'è sempre stata, ma struttura amministrativa è molto recente. C'è stato un lavoro di
rieducazione delle nostre genti per capire e far capire che oltre al primario, cioè l'agricoltura e la pesca e le attività produttive, significa, cioè, per carità, c'è un'altra parola che è uguale turismo. Mettere insieme l'agricoltura e la pesca oggi e portare sul tavolo dell'enogastronomia attraverso tutte le etichette che noi abbiamo avuto come riconoscimento, una su tutte, come citavo prima, il MAB UNESCO, sono valori che possono essere aggiunti a tutto quello che è già il nostro territorio sotto il punto di vista di risorse umane. Grazie Presidente per questa bella chiacchierata sul parco del Delta del Po. Arrivederci a tutti alla prossima puntata di Primi Cittadini Turismo. Grazie a voi.